In Veneto si vince, abbiamo vinto a Padova, quindi sul Veneto non ho grossi dubbi. Il popolo del Carroccio riconferma Matteo Salvini alla guida del partito fino al 2017, ma in 9 ore di congresso padovano c'è spazio anche per riflessioni, conferme, accuse e nuove sfide. Quella cruciale per le prossime regionali in Veneto sta in termini chiari. Per la Lega esiste un solo candidato, Luca Zaia, da riconfermare in modo assoluto. Salvini guarda avanti, dice lasciamoci alle spalle un centrodestra ormai defunto, c'è una sola cosa da fare. Continuare a fare quello che abbiamo fatto per 4 anni, di puntare su Luca Zaia, che è il governatore più amato d'Italia, e di continuare a parlare poco, a lavorare tanto. Lancia una vera e propria OPA Salvini sulle regionali e sulla politica nazionale. Se arriveremo al 51% al nord e a livello nazionale vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Per il momento da soli, visto che siamo l'unica alternativa seria al renzismo. Se qualcun altro ci farà compagnia sono solo contento. Suona tanto come una liquidazione di Forza Italia, gli rispondono a tono sia il consigliere politico di Forza Italia Toti sia i rappresentanti veneti. Modello, come ho sentito, un'OPA del centro-destra, risponderemo anche noi perché non vogliamo essere sicuramente condizionati dalla Lega, che non ha una grande temperatura e non sta particolarmente bene. Forza Italia dare il via a una campagna d'ascolto in terra veneta, sembra dire non esiste solo Luca Zaia, come invece sono convinti tutti i leghisti. Chi l'ha fatta da padrone al congresso è ovviamente il sindaco vittorioso della città. Ho voluto proprio dire che io sarò e sono, come sono sempre stato, a fianco del governatore Zaia, che sono sicuro sarà anche il candidato del prossimo anno e quindi che avrà tutto il mio appoggio.